Vai, vai. Uno, 2, basta. 3, 4, 5. 1, 2, 3. E 5. Ok, si parte. Feeling free, free to live my life, free to roll the dice, free to go left or right. I wish for a white Christmas. I wish for stars to fall. I wish that hunger would end. Allora, lo sapevamo, il sentiero è tutto in salita, si parte in salita e non molla praticamente mai, a parte un pezzettino di 5 minuti ma non di più. È un bel sentiero, è panoramico e niente, via avanti. Speriamo di non morire oggi. Allora, questa è la situazione Cristina, occhio. Presents for all who promises us no more down sign here. Ooh, let's declare I wish for love songs. I wish for everyone to belong. Bene, cima Brancot raggiunta, 1015 metri, ragazzi, questa è la vista, spettacolare. Country, ocean, sky, wood, smaller sticks and stones, rock and roll our life. One happy man, one happy land. Do do do. Christmas again and again, there's no end. Do do do. Presents for all who promises us no more down sign here. Allora concludiamo l'escursione. È San Michele? Terminiamo la nostra escursione visitando la chiesetta di San Michele dei Pagani, che secondo noi è un piccolo gioiello incastrato nella roccia, è assolutamente da vedere, molto molto bella questa è. It can be easy. One happy man, one happy land. Do do do. Christmas again and again, there's no end. Do do do. Presents for all who promise us no more down the sign here. Oh, let's declare. One happy man, one happy land. Ah, ste chicche qua le tira fuori solo lei, Bene, la spiegazione sulla carta tabacco oggi è molto semplice. Voi prendete direzione Osopo, attraversate il ponte, arrivate a Trasaghis, qui svoltate a destra e arrivate a Brownies. Parcheggiate la macchina in paese e le indicazioni del percorso le trovate facilmente, sono ben segnalate, quindi non avrete nessun problema. Ricordatevi che questo è un sentiero tutto in salita con un dislivello di 900 metri che vi porterà fino al monte Brancot, dove, come nel video vi abbiamo mostrato, la vista è strepitosa. Poi proseguendo avanti si arriva fino ai Tre Corni e volendo, se uno è ben allenato, può fare tutto un giro ad anello. Noi ci siamo fermati fino al monte Brancot e poi siamo ritornati indietro. Allora, questo sentiero lo consigliamo perché una volta arrivati su, tutta la fatica fatta viene ripagata appunto da questo panorama che è eccezionale.
Con questo il video termina, noi speriamo di esservi stati d'aiuto, vi aspettiamo ai prossimi video, vi mandiamo un fortissimo abbraccio da Cristina e Gianluca e alla prossima, ciao a tutti, grazie!